All'incirca un quinto delle imprese sono vestite da donna. Perciò è un numero molto importante, tant'è vero che come Giunta Camerale abbiamo approvato un progetto per sostenere l'attività di promozione, di sviluppo, di ricerca, di studio, oltre che a sostenere le imprese al femminile pari a quelle al maschile ovviamente. È un comitato che si sta dando da fare, molto importante, tutte le associazioni sono coinvolte e questo è motivo anche di un augurio che sicuramente faranno un buon lavoro. L'economia donna non è solo economia di servizio, ma è anche un'economia in tanti altri settori. Abbiamo visto dei numeri ad esempio sull'edilizia, qui eventualmente c'è da fare una ricerca per capire effettivamente qual è il ruolo della donna all'interno del mondo dell'edilizia. Ho citato l'edilizia, potremmo citarne altri, però anche nel manifatturiero. L'età direi giovane e quindi questo fa ben sperare. Abbiamo dei numeri a Belluno lineari, si può dire, a Treviso li abbiamo in crescita. Questo ovviamente è dato anche dal fatto che la montagna tende a spopolarsi e di conseguenza quando tu apri un'impresa fai un'analisi delle potenzialità che l'impresa può avere. Però siamo ottimisti perché siamo in una terra fertile di imprenditori e di imprenditrici e quindi su questo bisogna insistere. L'altro elemento è quello di capire anche effettivamente all'interno dell'impresa il ruolo della donna quando non è ufficiale, come nel caso dell'imprenditoria femminile. Ci sono tante mogli o figlie o sorelle che lavorano e che direi sono a capo di un'azienda ma non lo sono ufficialmente. Programma del comitato molto ambizioso, in sintesi 4 parole chiavi: formazione, premialità, divulgazione, positività e aggiungo ricerca. Allora formazione non solo perché è di moda, non solo perché ce lo richiede il contesto socio-economico, ma perché è il cardine del comitato, perché il comitato si forma per poter poi essere d'esempio anche negli stili di leadership, quindi formazione alle componenti del comitato sugli stili di leadership, ma formazione anche alle potenziali imprenditrici o alle imprenditrici che sono in essere, che vogliono approfondire le proprie conoscenze e anche consolidare le proprie competenze. Premialità alle imprese che si sono, diciamo così, distinte nella portare elementi femminili all'interno del proprio lavoro. E in questo caso specifico il tema è della sostenibilità, quindi sostenibilità come strumento di cambiamento e come strumento femminile valoriale. Premi alle tesi di laurea e premi ai dottorati di ricerca, quindi coinvolgimento anche del mondo della scuola per poter incentivare la cultura imprenditoriale anche già diciamo nelle università e nelle scuole e perché no anche per obiettivamente dare valenza a queste ricerche che molto spesso sono messe nei cassetti, non vengono utilizzate. Divulgazione. Ovvero promozione della cultura imprenditoriale femminile, perché l'autoimprenditorialità, ad esempio, è uno strumento attraverso il quale anche le nostre donne possono realizzare propri obiettivi di vita, si possono realizzare come donne appunto nel lavoro, quindi l'autoimprenditorialità è molto importante, certo, considerando e avendo consapevolezza che non è semplice nel nostro sistema fare impresa. Ci vuole questa consapevolezza perché abbiamo un sistema che è molto complesso e molto complicato, ma non per questo non si può comunque fare impresa. E ricerca proprio sugli stili di leadership al fine proprio di decodificare quelli che sono i valori, proprio i valori umani che la donna porta nel proprio lavoro e che sono quegli stessi valori che le permettono di avere quel surplus, quel valore in più che le permette poi di affrontare il lavoro nei momenti di crisi e di difficoltà e che la contraddistinguono poi, no? Perché fanno anche parte della propria, diciamo, natura. E positività. Il comitato vuole portare avanti questo pensiero positivo perché è un modo non diverso, non alternativo, ma è un modo integrativo per dare al lavoro d'impresa una prospettiva diversa. È
dimostrato anche dagli studi scientifici che un pensiero positivo accresce la consapevolezza della donna, accresce l'equilibrio interiore della donna e le permette una maggiore performance nell'ambito lavorativo, le permette quindi anche una maggiore qualità di vita, una migliore qualità di vita.